Direttore, abbiamo soltanto un minuto. Mi perdono una domanda. Abbiamo accennato prima all'inflazione. Ci sono altre variabili che potrebbero condizionare i mercati finanziari in questo periodo? Mi viene in mente il rialzo dei tassi della Fed, il mercato del dollaro, la crisi in Ucraina. Questi fattori potrebbero condizionare gli andamenti finanziari per i prossimi periodi? Beh, sicuramente li condizioneranno. Diciamo che sul tema geopolitico è sempre molto molto difficile fare previsioni, soprattutto sul tema Russia e Ucraina. Molto più vicino e concreto è il tema del dollaro. Nel momento in cui negli Stati Uniti stanno aumentando i tassi di interesse, ecco che i titoli obbligazionari statunitensi diventano più attrattivi. Quindi no, io Claudio Certo. e te andiamo a comprarci lo US Treasury, il BTP americano. Quindi tutti portano denaro negli Stati Uniti, comprano dollari e cosa succede? Che il dollaro potrebbe rialzarsi. Ecco, questo fenomeno qua un pochettino l'abbiamo già visto a gennaio. Di solito quindi quando il dollaro si rialza noi siamo protetti perché nei nostri portafogli abbiamo anche investimenti a livello mondiale, per cui a parità di condizioni quando il dollaro cresce abbiamo una protezione del risparmio che ci viene dalla divisa statunitense e probabilmente è quello che si è visto un po' questo mese. Direttore, la ringraziamo moltissimo per queste informazioni. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma ci risentiremo il prossimo mese perché le rinnoviamo l'invito per un'altra puntata di questa interessante chiacchierata alla radio con Solidarietà Veneto. Grazie mille al direttore Paolo Stefanari. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.